Montano il castello Gigi, bisogna che tu vada. Gnacche tu vada gnacche. Gnacchete, gnacchete. Allora, in bocca al lupo, sì. Perfetto. Sì, sì, perfetto. Mozzone. Dopo queste stupende storielle che ci racconta sempre Fusco Ciderizio con questi aneddoti calcistici, questa Rignereo non la sapevo, carina, speriamo di no, capito? Vinca il migliore, speriamo di no. Pronti per l'acchito. Classico tiro che in tutte le discipline biliardistiche fa decidere chi inizia, eh? Interessante. Chissà qual è l'origine di questo tiro d'apertura. Sarebbe da approfondire. E noi approfondiremo anche questo. Bianca. Che poi in verità, che poi Bianca, in bianca. verità È bianca, la vedo io da lontano. c'è anche questo fatto dell'acchito come tiro d'acchito per Come l'apertura e scusi? l'acchito come la posizione iniziale del pallino. Buoni perché siamo in diretta, quindi non parlate tutti insieme, viene fuori solo un guazzabuglio. Ma c'è Banera, allora qui giocano tutti doppi. Allora ci hanno fatto uno scherzetto. Non giocano scempi e doppi qua, giocano tutti doppi in coppia. Ho visto Banella. Ci hanno fregati, detto una cosa e poi ne accade un'altra. Vabbè, meglio così. A noi ci piace di più tutti i doppi, vero Beppe? Qui si presenta subito bene il giocatore del 4 maggio, con questo bel angolo di calcio, colpo sotto, effetto a reggere, veramente bella. Ramaggio dove l'è? Rimane comunque scoperto, ma qui era difficile perché di seconda c'era il pallino ed era difficile mandarcela di prima, quindi Dove si trova il l'aveva 4 messo maggio? comunque bene. Come? Scarperia a San Piero. Possiamo andare anche noi? Sì, Che ci ha fatto il culino. per queste cose però noi saremmo la squadra di terza D e il culino perché? Ma io non c'ero, quindi vabbè, si può vincere o perdere, si vede che quella volta siamo stati più bravi noi. Tanto Luca Caputo, un saluto a tutti gli appassionati. Ciao Luca, un saluto a te. 12 a 36. Questa volta non c'è stata una steccata giusta, È stata veramente molto rigida, anche la quantità non era quella giusta. E infatti, ecco Max che può subito portare a casa un bel po' di birilli per il mulino. Tira ad aprire, sfortunatamente però, sì. Probabilmente l'ha tirata solo di quantità e ne ha presa troppa o è rigidito un po' la steccata. Comunque avete visto come dopo la prima in seconda sponda si sia subito raddrizzata la palla. Striscione per il 4 maggio. Tiro ottimo soprattutto sui biliardi nuovi dove spesso si passa due volte per il castello come infatti è accaduto qua. E si vola a 80 punti il 4 maggio contro il Mulino. Biliardo nuovo lo striscione. Questo è quello che fa sui miliardi così goditi? Sì, mi sembra sia lui. Oh, ed ecco comparire il secondo giocatore della coppia, il nostro amato Giovanni, detto Giovannona, uomo caldo, DJ Cobra, come volete voi. Sinonimo di una bella prestanza del giocatore, insomma. L'uomo caldo, comunque, il soprannome che mi piace di più a me di Giovanni. Si è presentato comunque bene, direi, anche se rimane fuori, quindi palla piena di tutto giro per il giocatore del 4 maggio. Pare che non abbia impreso, no, non ha impresso a sufficienza taglio sulla propria, soprattutto le forze sono eccessive. Infatti, vedete come la biglia del mulino abbia superato il castello.
Comunque non è una posizione direi del tutto facile. Vedete infatti sulla sinistra, intravedete le mani che si allungano dei due giocatori del mulino che discutono quale tiro eseguire. Chiediamo qui al terrore delle terze categorie cosa invece eseguirebbe lui. Che tiri qui? La steola. La gialla, Stella è difficile perché è la proprio gialla attaccata appoggiarsi al alla... pallino. Ma la gialla se prende il pallino si allunga dalla corta e gli sta davanti alla gialla. Quindi te giocheresti solo la gialla praticamente, la tua attenzione sarebbe sul giocare la gialla. Mi sa Fare il che... pallino e invece l'ha fatto. E qui chiediamo aiuto a voi, amici, carissimi spettatori, su quale tiro aveste tirato e soprattutto quali era la volontà dei due giocatori in questo tiro. Diteci la vostra, siamo qui Io veramente non ci apposta. ho capito che ha fatto. Ha preso No, non pallino l'ho dietro. capito, non Ha l'ho preso capito pallino dietro. neanch'io. Che voleva fare? Gli è E rimasto intanto male. qui, Gli è rimasto male. Vedi? traversino di misurissima L'unico fizzo e che gioca. pallino con la propria. Ha sbagliato comunque dalla parte sbagliata perché va sbagliato sul largo questo tipo di tiro e non sullo stretto. La forza era perfetta però, onore del vero. Porta a casa Bel comunque gancio. 20 punti Ora tira un bel gancio. e pallino c'è. Gancio e Pallino di pallino da forza. 4 di forza, sì. Dai col gancio. Giovanni, facci vedere tutta la tua... Oltretutto una delle specialità della casa di Giovanni, li tira veramente bene. Ecco, le ultime parole famose. Tira Ora. il gancio o no? Sì, sì, sì. Vedi? Gira poco secondo me. Entra poco, per essere precisi. E infatti, E palla scoperta. sfaccio. Andrea Chimenti dice che avevano cercato di tirare uno sfaccio. Ci sta, sì, sì, sì. Concordo. E intanto Non a ce n'è più. proposito di sfacci, Non ce n'è più. mamma mia che scambio. Potevano rimpallare e rimanere a traversino, invece hai visto come si sono scambiate le palle. L'ha tirato. Quel pallino continua a dar fastidio, eh. Quella palla gialla continua a essere vicina al pallino e a bloccare quindi qualunque tipo di gioco utile alla nostra squadra. Mamma mia, che Ha brutta tirato ad situazione. appoggiare la gialla, secondo me. Un appoggio, a creare un po' Ecco sta dalla d'appiccicaticcio. parte sinistra. Lasciarli lì. Max sembra intenzionato a tirare dall'altra parte, però. Ma c'è pallino. Non tira da questa parte. No, io tirerei. Non so quanto spazio c'è dietro, però un appoggio tipo a 2 modi 3 per intendersi. Sì, due modi tre, appoggiare e lasciarla dietro alla bianca. Che tira dopo. È tutto nella forza questo tiro. Qui deve tirare piano da arrivare. Vediamo. Sembra, dal brandeggio pare che stia calibrando la forza, E infatti sembra così buono. è. Per me sembra buono. Anche se crea un appiccicaticcio, comunque Vedi? va bene. 12 E non vede punti. palla. Non lascia comunque una bella posizione. No, secondo me la vede Mm. da qui. C'è il pallino davanti. Sì, allora, il pallino alla pancia, qualche volta sembra di vederla e poi si prende pallino, La questo è vede, vero. No, no, si è impostato per prenderla, la sì vede, che... ma che la vede? Piena? No, 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 eccolo Come qua. fa? Addirittura tira di retro e fila di seconda. 16. Totalizza 36 punti, non trova copertura. Era un'idea interessante sicuramente. Via. La propria però è andata veramente troppo in là, doveva lavorarla meglio. Dobbiamo lasciare lì. Chi tocca adesso? Tocca a Giovanni. Giovanni, Giovanni questi li tira sempre bene. ecco, prima ho fatto la gufata io, ora la fai te, No, bene. no, ha sempre tirati bene questi, vedi? Fila di prima per Giovanni, 36 punti E copertura. e linee che si posizionano in angolo, insomma in difesa diagonale. Beh, buono comunque. Non ottimo, ma buono. Sicuramente Giovanni escluso. sperava di fare più E sono a lavorare. punti. Lascia infatti una bricolla al 4 di maggio. Domani li, 4 maggio. 4 di maggio, no? domani li 4 sfido maggio e tutti. basta il Quelli. nome.
Se c'è il Saro gli appanchissati. Qui la forza completamente sbagliata e come accade proprio in caso di errore sulla forza si lascia poi traversino all'avversario. Vediamo adesso il buon Giovanni che può veramente fare una realizzazione a pieno. Infatti così è. Vediamo la forza. E forza giusta. Ottima conduzione di entrambe le biglie, direi. E se non mi sbaglio sono 48, sì, i punti portati a casa da Giovanni con questo tiro. Difesa L'uomo caldo. occhiale, l'uomo caldo, è stato caldo stavolta, veramente, sì. A scendere? Non vedo, non credo ci sia altro. Bisogna decidere da quale parte tirare a scendere. Da questa parte non c'è bisogno. Sicuramente c'è meno pericolo se tira trovando la corta più lontana dall'inquadratura. Però se riesce a entrare bene, credo un po' nel tiro, può tirare, no, va tirata per forza di qua. Sempre di là. No, no. Infatti. Vediamo un po'. Impatta bene la biglia, vediamo se un po' di fortuna e un po' di forze gli fanno trovare copertura. Questa è una copertura ideale. Il buon Cifalà direbbe che quella palla gialla è in mezzo al mare. Ma insomma, Una bella bricola. ma bisogna lavorare un po', vedi? Ci mette sotto la stecca, bisogna un po' girare. Non era già fatta. Non era già fatta, non c'è niente da dire. Un'altra bricola, via. Perché appiattisce un po' Rick. Sembrava che ci fosse, invece io ormai ci ho fatto un pochino più l'occhio su questa inquadratura e sì. Questo giocano tutti doppi a coppia, sì. Bricolla a sua volta per il 4 maggio, meno difficoltosa, infatti addirittura va sul pieno, la forza è quella del pallino. Eccolo lì, infatti. E 16 punti in cassa per il 4 maggio. Questo giocatore sì, ci ha dimostrato anche prima all'italiana, è stato veramente bravo. Nuova discussione fra Giovanni e Max sul tiro da eseguire. È brutta sta diagonale, brutta, brutta, brutta. L'ideale sarebbe colpirla, attenzione, va invece a cercare i punti. Ma è rimasto male. Anche io avevo tirato un rinquarto a cercare un giro solo di rimanenza praticamente sull'arco. E qui non è stata nemmeno felice la fortuna, secondo me, trovata. E nuova palla a vista per il 4 di maggio, 168 il mulino, 200 il parziale al momento. A quanto si arriva a questa partita? Se a tutti i doppi io come la nostra, uguale alla nostra a di terza. 500. 500. 400. No, 400 è troppo poco. No, non arriva a 400. Scempio doppio e a 300. Scempio doppio a 300, sì. 500 dici? Mi sembra, non lo so. Bisognerebbe prendere informazioni. Ci hanno lasciato anche senza verbali. C'è un verbalino volante dal quale potremmo noi risalire a quanto si arriva? No, bene, a posto così. Giro intanto a ingaruffare per il 4 di maggio. Questo giocava bene. Ha tirato bene, anche qui. Giocava bene, ecco qua. Garuffa. E 252 punti. Andiamo adesso Giovanni. La posizione c'è tranquilla anche, senza sforzare troppo l'effetto per una garuffa. Garuffa 22 buono. A tutto effetto. Sì, un po' bisogna girare. Eccolo lì che carica di tutto effetto il nostro Giovanni. Forse un po' timida di forza. Infatti così è. Bisognava allungare di più le biglie in questo caso. Addirittura la vede per un tiro di prima. E quindi nuovamente giro per il giocatore. Questa volta ha sbagliato il giocatore. Ha fatta larga, l'ha scarseggiata troppo, se ne è accorto subito, hai visto quando è partita. Trova comunque
un'ottima difesa. Eh? Diagonale del 10-10 più o meno, e biglie attaccate entrambe alla sponda corta. Ottima gestione, Voglio eh? andare, ecco, per le davole troppo. No, non, Giovanni stavolta una garuffa in chiave completamente difensiva, nemmeno garuffa, si può dire una smezzata, uno spondabili a smezzare. ti spaccio. Sì, parla Chimenti, c'ha scritto del tiro precedente. Ecco i nostri due che discutono nuovamente sul tiro da eseguire. Batte bianca. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo trasmettendo la Serie B, campionato FIPOP Tarsi, qui in campionato a squadre chiaramente, in diretta qui dal CSB del Mulino di Figline. Si scontra la squadra di casa del Mulino contro il 4 maggio di Scarperia a San Piero. Palla non presa. Allora no, era la palla gialla che batteva. Mi distrai un po' però Beppe. Perché non mi hai detto che avevo sbagliato completamente? Perché ti eri distratto anche te, di la verità. E ci siamo distratti in due. Neanche ci fossero delle belle donne da vedere. Per Magari. magari sì. Comunque, errore non solo nostro, ma soprattutto del 4 di maggio, che quindi lascia biglia libera, chiede l'acchito Giovanni. Sfaccio di colpo sotto. Ai ai ai. Vediamo un po' se rientra di terza passata, come talvolta accade in questo tipo di tiro. Rientra, ma non sulla fila. Faccio di colpo sotto, può capitare se si scarseggia così di vedere poi realizzarsi la fila di terza passata. Comunque conduzione delle biglie direi ottima, comunque mancata la realizzazione qui, ci voleva. Adesso invece di garuffa, bella impegnativa per il giocatore del 4 di maggio. Vediamo se le forze sono corrette. Di nuovo Giovanni si piega, vedete, per vedere se e quanta biglia avversaria vede. Tira un tiro in chiave difensiva, ma esagera un po' anche la forza. Realizza 32 punti. La volontà era chiaramente quella di non arrivare al castello, ma di lasciare invece la biglia avversaria incastrata all'interno del castello stesso. Ecco, entrambi i giocatori del 4 di maggio che studiano la posizione per comprendere se quel biriglio che è rimasto in piedi può essere interferenza per qualche tiro. Sì, sì, la stanno studiando entrambi, ecco, si decidono. Pare che veda una porzione utile per... Che veda una porzione non c'è dubbio, secondo me, bisogna vedere per far cosa. Ti deve tirare forte a stringere. Vediamo, quindi secondo te c'è lo spazio per una stretta. E non ha tirato. No, c'era... allora il birillo ci Ha preso il stava, birillo? addirittura il birillo ci stava, e quindi Palla biglia fuori. libera, sì. Cazzo. Non l'avevo notato da qui, pensavo non ci fosse il birillo, invece il birillo c'era. E allora a questo punto, bravo comunque Giovanni. Eh, per quanto sbagliato, il tiro di difesa ha portato al risultato sperato. Ha tirato il 4 maggio? E stavolta il Mulino porta a casa la fila, 60 punti, è partita riaperta. Uomo caldo? Giovanni ha un po' però di nuovo fatto un tiro troppo lungo, forte, troppo veloce direbbe Salvatore. Veloce, Veloce, sotto. sotto. Questa volta sbaglia tutto il giocatore del 4 di L'ho visto. maggio, e come accade in questo tipo di errore ci si ritrova poi con le palle a vista. Qui si rimpalla. Vediamo adesso, sempre Giovanni dovrebbe essere al tiro, bravissimo ad evitare il rimpallo e Cazzo. bravissimo anche nella conduzione. Vediamo se questa palla ha la forza giusta delle 3 passate e mezzo.
io direi comunque bravo Giovanni, Per non impallare l'ha presa scarsa. No, è stato veramente bravo Giovanni. L'ha condotta di giro perfettamente e ha trovato di terza la Perfetto. fila. Bravissimo. Qui c'è Qui è la sbracciata che ha fatto la differenza, caro il mio capone. io qui tirerei un 5 sponde. Ce l'ha la quantità per i 5 sponde? Io tirerei un 5 sponde. Quindi secondo te vede la quantità per i 5 sponde? Eh, Mhm. ma la vede? Oh. La vede. Allora niente 5 sponde. Pensavo tu dicessi girone. Invece no, tira addirittura sfaccio. Ma non la... Eh, questa palla non è rientrata sul castello quanto avrebbe voluto il giocatore sicuramente. Io 5 sponde pensavo tu dicessi di prima, infatti dicevo ma come fa a vedere la quantità di 5 Di sponde? Te dicevi calcio. Di calcio, no, calcio. ma la vedeva la palla. Qui c'è un rimpallo. Si vedeva la palla, si vedeva, Detto, caro Peppe. detto giro. No, veramente sarebbe giro detto rinquarto in Ah, Toscana, perché ma poi in Toscana si dice siamo detto noi quelli rimpallo. strani. Siamo noi quelli strani. Penso che tiri rimpallo, se non la vede. Ma mi sembra che la vede un po'. Vediamo. Credo che la veda. La vede, la vede. Eccolo lì, Banella. La vede proprio bene, anzi. Guarda come brandeggia. Infatti. Veramente. Passaggio difensivo. O come piace chiamarlo qui in Toscana, croce. Croce in quanto le biglie formano con le proprie due Morte. traiettorie una croce. No, formano una croce. Tirata benino, nel senso che comunque credo abbia lasciato una mezza Uno scatolino. garuffa o scatolino al 4 di maggio. Diceva un leggero effetto a reggere glielo sta dando, almeno da qui sembrerebbe di sì. Quindi lo striscio di leggerissimo effetto a tenere, addirittura troppo. Qui forse non ha tenuto neanche conto delle caratteristiche del biliardo nuovo, che tende comunque a stringere questo tipo di tiri. Di nuovo palla a vista per Banella. Mancata qualche realizzazione importante da parte nostra in questa partita a tutti i doppi, eh? Vediamo. La guarda per lo sfaccio. Di solito quando ci si mette così si cerca la quantità giusta per tirare uno sfaccio o rovescio come ci piace a chiamarlo noi qui in Toscana. Eccolo qua infatti. Il pallino c'è stato e qui direi capolavoro. Facci sta fila. Capolavoro. Oh, capolavoro lo possiamo dire. Bravissimo Max. E palla. 92 punti, sono veramente tanti. Bravissimo Max. Ha trovato il pallino, quel pallino ha lasciato Che comunque numeraccio è quello. 444. Mamma Ti ha mia. portato male a te, c'è qualche storia su questo Che numero? numeraccio. Tanto colpo in testa per il 4 di maggio, vediamo. Se non trova rimpallo va sulla fila, invece trova rimpallo, solo 20 punti. Alto spaccio. A onore del vero gli aveva dato un po' d'effetto, alla propria La vede, il la vede. 4 maggio, quindi era Lo dovrebbe più vedere. facile trovare rimpallo come poi è accaduto. Non la vede tanto. E lì Max ha rischiato quello sfaccio, anche il pallino in arrivo hai visto, no? Gli ha fatto poi lasciato leggermente scoperto. Tiro difensivo a questo punto della partita ci sta, perché non è che ci fosse tanto di più, soprattutto non c'era tanto di più di sicuro. Ciao a tutti, Ettore Zagli, lo salutiamo e di nuovo Andrea Coppola in diretta. Ciao Andrea. Eccolo meglio. 3 sponde di calcio per il 4 di maggio. Entra bene, vediamo le forze, se sono buone si realizza una eccellente difesa d'occhiale. Forse
una delle difese più amate in questa disciplina, che ha anche un maggior margine di essere realizzata rispetto all'italiana, il castello è più grande. E di nuovo Giovanni al tiro, ci andrà veloce, per poco non prende palla, la trova, però sicuramente lascerà qualcosa. E invece no, è Travessia. stato veramente... Oi oi oi. Fortunato non posso dirlo perché ha lasciato comunque qualcosa. Tra un po' sembrava che non la lasciasse e invece sì, lascia un traversino di calcio che se tirato bene potrebbe anche sovvertire le sorti dell'incontro. Niente, 52 punti. vediamo sta bricolla, via. E Piano in 4. oltre a 52 punti toglie di stecca il nostro buon Giovanni, infatti vedete Banella al tiro, 3 sponde di calcio. La forza sarà leggermente aumentata, Rimane sempre male. doveva essere aumentata ancora di più la forza, infatti 36 punti. Tanto si salutano qui sulla nostra chat Zagli e Messeri, siamo diventati un punto di incontro virtuale per i giocatori di biliardo, è una cosa che ci fa piacere. Tanto traversino piano di sfaccio per il 4 maggio, ottimo stavolta direi, 52 punti di nuovo. Questo giocatore del 4 maggio non ci delude mai, è veramente bravo, vero Capone? Gioca bene, gioca bene. Questo Alfredo al commento ormai sei un'eccellenza, grazie Andrea, grazie. E forse vi faremo qualche sorpresa in quel di Salerno, ma non posso dire altro perché non dipende da me, quindi incrociamo le dita. Incrociamo e speriamo. Nel frattempo bricolla di tutto effetto per Giovanni, detto l'uomo caldo. Totalizza 20 punti, il periodo del 16 non c'era perché aveva la palla. Batte in segno di ottima approvazione il giocatore e chiude così Giovanni la partita 500 a 380.